E c'è Mino Bacuccio. Ciao Mino, ben ritrovato, come stai Mino? È bello salutarsi con il tormentone. Bellissimo, assolutamente, poi soprattutto adesso. Poi. Come stai? Tutto bene. Soprattutto adesso, bravo, bravo. Quest'anno abbiamo giocato a pallone anche bene. Antonio Conte ovviamente li fa giocare tanto a pallone, li fa anche correre, se no si incazza un po'. Poi ho visto belle notizie oggi, no? Sì, Quindi... in questo momento sono in riunione, si stanno parlando con De Laurentiis. ma già sta uscendo qualcosa fuori, quindi... Dove stai seguendo? Su Calcio Napoli 24? Sì, certo. Mino, l'emozione di questo scudetto? Guarda, è una cosa indescrivibile, ma perché sai, alla fine c'era questa piccola battaglia con l'Inter che però ovviamente siamo riusciti a portare in alto noi il trofeo, quindi sono molto contento. All'inizio sai, quelle ultime 2 o 3 partite ma che non viene mai, invece... Un po' di braccino, un po' di paura. Invece no, poi ce l'abbiamo fatto, fortunatamente avevamo i risolutori. Eh sì, perché Lukaku tanto criticato ma alla fine ha fatto il suo, ma quell'altro lì, Scott McTominay, altro che scotti il pallone, là non scotti. Io anche Lukaku non lo critico perché se vedi gli assist, i gol è stato fondamentale per far girare la squadra, quindi ha fatto per me un grande lavoro, ovvio che uno va sempre più, però per me ecco, ha dato la possibilità ad altri di esprimersi, tant'è vero che abbiamo avuto dei centrocampisti che poi hanno fatto la differenza nel campionato. Giusto, no? Che resti lui per continuità o Allegri ti sarebbe piaciuto? A me Conte veramente ha fatto una bellissima impressione, si vede che è un professionista, piuttosto che spostarci su un'incognita è meglio andare sulla certezza e rafforzare una squadra che già è forte. Mino, io te la butto lì, maglia 17, quella di Hamsik, chissà se sarà così, parrucca rossiccia, senza barba. O fosse un po' di pizzetto qua sotto. Lo facciamo Kevin De Bruyne? Oh, mo vado io. Grande colpo, questo è un calciatore di livello mondiale. Già stanno dicendo, non è mai stato, invece no, è una persona che ha un calciatore di esperienza e che può dare una solidità, quindi lo aspettiamo a braccia aperte. Hai visto che bella festa lunedì, a parte venerdì ovviamente allo stadio, ma lunedì tanti tifosi sul lungomare, spettacolare. È qualcosa, prima riflettevo perché girava in rete una foto fatta con l'intelligenza artificiale e che nulla toglieva alla realtà, anzi la realtà in questo caso era molto più bella perché non c'erano i manichini e quindi quella era la soddisfazione. E poi ho visto dei raffronti che hanno fatto con altre vittorie di altri scudetti in altre città e poi hanno fatto Napoli a Torino quando ha vinto lo scudetto adesso era pieno. Bello anche tra l'altro vedere come tanti napoletani erano al Duomo di Milano a festeggiare lo scudetto. Al Duomo, esatto, anche al Duomo, come no. I tifosi hanno in questo momento la possibilità di esprimersi, l'hanno fatto per tanti anni un po' legati agli eventi che purtroppo non erano favorevoli, ora invece ci godiamo anche i tifosi che stanno dando spettacolo. Mino, dove ti possiamo venire a vedere? Ovviamente oggi sei qui, stasera sei qui, premio anche per te, ma dove ti vediamo? Siamo qui per una causa importante e poi prossimamente parte il tour estivo, quindi abbiamo la fiction su Canale 5 e la miniserie Fragili prossimamente e il tour estivo, quindi siamo in giro per le piazze e per i teatri. Grazie Mino. Grazie a te sempre. Grazie a Mino Bacuccio, grazie su